Venezia deve essere ricordata e messa a fuoco da parte di tutte le forze politiche locali, nazionali, di ogni appartenenza politica, dico, deve essere attenzionata come una città unica che è una cartolina di presentazione unica del Made in Italy. È un richiamo forte quello del patriarca Francesco, che non si stanca di ribadire come la città abbia bisogno di essere più tutelata, a partire dai lavori sempre più urgenti in Piazza San Marco. Questo è stato oggetto anche di un mio incontro con la commissaria, con il primo procuratore, ne ho parlato anche con il sindaco. Ecco, io auspico che ci sia un intervento complessivo per l'Insula Marciana, che avrà dei tempi, spero brevi, ma avrà dei tempi di sviluppo, e proprio per fronteggiare il periodo che ci attende rispetto a questa realizzazione che attendiamo e sarà risolutiva, almeno per l'Insula Marciana, penso che sia importante anche quella barriera temporanea. Serve maggiore concretezza. Bisogna avere il coraggio e la forza politica di trasformare questi progetti, queste idee in carta scritta che si traduca in investimenti, in iniziative, in una progettualità. Voglio ricordare un principio fondamentale, che è ingiusto trattare situazioni uguali in modo differente e che bisogna trattare in modo differente situazioni differenti per essere giusti.